Benvenuti a una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario. Andiamo a vedere come nasce una bici da corsa. Scopriamo come sta il grande malato. Abbiamo intervistato Francesca Michelin. Conosciamo il baseball. Visitiamo l'ostello della gioventù di Bassano. Il libro della settimana. Volete sapere come nasce una vera bici da corsa? Linea ai nostri inviati. Da dove deriva il nome Villiers Triestina? Allora, il nome Villiers Triestina è un acronimo, diciamo la parola Villiers, che vuol dire viva Italia libera e redenta. Ed era stato un acronimo dato dal vecchio titolare, l'originario, diciamo, del marchio Villiers ancora nel 1906. Il nome Triestina è stato aggiunto poi negli anni 40 per rafforzare ancora più questo valore patriottico. Qual è il processo che seguite per costruire una bici? Allora, il processo di costruzione, diciamo che è piuttosto complesso. Abbiamo una parte di progettazione e una parte di vera e propria costruzione della bici. Allora, la progettazione la seguiamo qui internamente assieme ai nostri ingegneri. Quali tipi di biciclette costruite? Allora, Villiers Triestina è famosa per le biciclette da corsa, ma quindi biciclette di alta gamma per correre su strada, per fare gare e quant'altro. Mentre negli ultimi, possiamo dire, 5-6 anni stiamo cercando di ampliare ancora più il panorama di tipologie di biciclette costruite, quindi vale a dire mountain bike su tutte come seconda categoria importante, e poi abbiamo bici da cronometro, bici da turismo, bici da città, bici gravel, che è una novità, insomma, di quest'ultimo anno. Avete negli anni sponsorizzato anche alcuni ciclisti del Giro d'Italia. Che velocità può raggiungere una vostra bici? Allora, dovremmo dire che velocità può raggiungere il ciclista sulla nostra bici. Ovviamente la velocità dipende molto da chi la guida, e quindi, ad esempio, appunto, tu citavi i corridori del Giro d'Italia, quando fanno le volate possono arrivare anche a 70 km orari. Quali sono i parametri di sicurezza che bisogna adottare quando si va in bici? Allora, innanzitutto quello che chiediamo anche noi ai nostri ciclisti è quello di rispettare il codice della strada, uscire in bici sempre in sicurezza con il casco ben allacciato e stando attenti, traffico, il manto stradale che magari a volte non è perfettamente liscio e può insidiare a volte delle sorprese spiacevoli. Una bicicletta ha bisogno di controlli periodici? La bicicletta ha bisogno di controlli periodici, diversi tipi di controllo per diversi tipi di periodi. Controllo della pressione delle gomme, controllo del battistrada della gomma, dei fissaggi, delle varie viti, insomma, che si trovano sulla bici, il grasso, l'olio e tutte queste cose qui, insomma. Quali materiali usate nella costruzione? Allora, principalmente usiamo fibra di carbonio per i nostri modelli di alta gamma, sia bici da corsa che mountain bike. Usiamo l'alluminio, usiamo l'acciaio. Sappiamo che avete venduto o regalato bici a personaggi famosi. Ci racconta qualcosa? Allora, guarda, posso raccontarti l'ultimo episodio fresco dell'altro giorno, che è stato Piero Pelù, è stato un cantante di Litfiba, giudice di The Voice, un personaggio importante del panorama musicale italiano. E niente, è stato un po' lui che ci ha incontrato all'Eroica di ottobre dell'anno scorso, quindi 2015,
E così si è un po' avvicinato al gruppo di amatori Villiers che appunto correvano tutti di rosso vestito. E niente, così è nata un po' un'amicizia, tra virgolette. E niente, l'altro giorno è venuto qui, gli abbiamo preparato una bici, gli abbiamo consegnato, si è fermato appunto una mezza giornata, bene o male. Si è fatto delle foto con la bici di Marco Pantani, un famoso ciclista che abbiamo sponsorizzato al tempo. Grazie all'ospitalità e del tempo dedicatoci, da Rossano Veneto è tutto, la linea allo studio. Andiamo a vedere lo stato di salute del nostro Ponte Vecchio. Ciao ragazzi, oggi siamo sotto il Ponte Vecchio con l'assessore Campagnolo per comprendere meglio lo stato di salute del ponte e avere qualche informazione in più. Buongiorno assessore, perché il Ponte Vecchio è in difficoltà? Il Ponte Vecchio è in difficoltà perché insomma, ha una certa età, molti anni che se li porta bene, però è un ponte in legno in mezzo a un fiume difficile che ogni tanto ha molta acqua, sassi, come il Brenta, e quindi ha bisogno ogni un po' di anni di essere rimesso a posto. Quando è stato ricostruito? Il ponte è stato ricostruito molte volte, diciamo che le prime tracce del ponte di Bassano, il ponte sono del 1200, dal 1200 in poi ogni tot di anni, proprio perché si trova in mezzo a un fiume che è stato per molti anni un fiume impetuoso, o per effetto dell'uomo, delle guerre, la guerra di Cambrai, Napoleone, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, è stato distrutto, quindi ogni volta è stato ricostruito, o perché il Brenta lo buttava giù, se lo portava via, come si dice, o perché veniva distrutto dall'uomo, quindi c'era l'esigenza poi di ricostruirlo. Come procederà il restauro? Adesso si metterà in asciutto il fiume, prima da quella parte di là, isolando le due stilate, che sono i due pilastri che vedete verso la parte Bassano, e quindi sarà fatta una diga, l'acqua passerà a metà del fiume, si lavorerà sotto e sopra per sistemarlo. Sotto saranno sistemate, rinforzate le fondamenta, cambiato tutti i pezzi di legno, quelli marci, quelli che si sono ammalorati, si dice, quindi che si sono danneggiati in questo periodo. Una volta finito quelle due stilate si farà una diga al contrario che verrà fino a qui, si entrerà proprio da questa spiaggetta dove siamo qui noi, e si sistemeranno gli altri due pilastri, due stilate. Questo primo intervento dalla parte verso Bassano sarà fatto nel periodo che va da giugno fino a ottobre di quest'anno, l'altro intervento sarà fatto il prossimo inverno, quindi l'inverno 2017. L'attuale ponte è in legno. Perché è stato scelto il legno e di quale tipo? Allora, intanto il legno che è stato scelto principalmente è l'arice e rovere, sono le due essenze principali, in qualche pezzo c'è anche noce, ma le due essenze principali sono il legno di larice e il legno di rovere, perché sono resistenti all'acqua, sono facili da lavorare e sono disponibili soprattutto nei nostri boschi. Perché il legno? Perché hanno tentato in diversi anni costruirlo anche in pietra, in particolare prima del restauro palladiano hanno provato a costruirlo in pietra, però è rimasto su solo 2 anni, perché il Brenta con la sua forza se l'è portato giù subito. Quindi il legno è il materiale che, pur essendo un materiale che si rovina a contatto con l'acqua nel tempo, resiste meglio in termini di flessibilità a quella che è la forza del fiume, quindi garantisce maggior tenuta nel tempo del ponte. E questo ne fa un oggetto unico e caratteristico che abbiamo solo noi a Bassano, quindi dovete essere contenti di questo, perché un unico altro ponte in legno esiste in Europa e si trova in Svizzera. In Italia c'è solo questo bellissimo ponte in legno, tra l'altro coperto come questo, esiste proprio solo questo al mondo. Chi ha progettato il ponte? I progettisti sono stati diversi. Prima del 1500 non si sa chi l'ha progettato, oppure non ci sono evidenze storiche che ci dicono a quale progettista scrivere la costruzione del ponte, perché venivano finanziate prima Bassano è stata per un periodo sotto la dominazione di Padova, quindi dalla città di Padova, dalla signoria di Padova, poi dal 1400 e poi Bassano arriva sotto la dominazione veneziana della Serenissima, e sono
questi governi che finanziano la costruzione del ponte e di volta in volta incaricano persone diverse. Sicuramente la figura più importante come progettista nella storia del ponte è Andrea Palladio, che nel 1570 lo progetta e poi dà ordine di ricostruirlo dopo che era andato giù per effetto di una Brentana, insomma, che se l'era portato via. Un altro architetto importante, circa 200 anni dopo, nel 1720, è Ferracina. Il Ferracina, più che un architetto, forse è un ingegnere, il quale inventa anche delle macchine particolari per ricostruirlo, le macchine per battere i pali sul Brenta. E un'altra figura importante nel 1820, l'architetto Casarotti, che lo ricostruisce così come è adesso. Perché è stato costruito e perché proprio in questo punto? Beh, è stato costruito all'inizio, questa era diciamo nel 1200, quando ci sono le prime tracce di esistenza del ponte di Bassano, perché questa era una zona di passaggio del Brenta. In quegli anni non era facile attraversare il fiume, non è come adesso che ci sono molti ponti. Si poteva attraversare il fiume solo dove era basso e molto largo. Qui il fiume è non basso di solito e comunque stretto, e quando ci sono le Brentane è molto difficile. Quando non c'era il ponte di Bassano, ad esempio, si poteva attraversare il fiume Brenta andando quasi fino a Citarella, all'altezza di Santa Croce Bigolina, dove c'era uno slargo molto ampio. Lì si poteva attraversare a piedi passando in mezzo all'acqua, che era bassa. Qui per attraversare quindi serviva il ponte, ed era una zona di passaggio dal punto di vista commerciale per poter portare i prodotti da una parte all'altra del Brenta. E successivamente poi è stato un manufatto importante per unire le due parti della città, quella del castello, quindi la Bassano, e la zona più popolare, residenziale, nucleo fondante della città di Angarano. Perché noi lo conosciamo con il nome di Ponte degli Alpini? Noi lo conosciamo come nome del Ponte degli Alpini perché dopo la distruzione avvenuta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando qui c'erano i tedeschi che si stavano ritirando dall'Italia e stavano tornando verso l'Austria, verso la Germania, per impedire che questi tornassero, andassero verso e passassero per Bassano, è stato fatto saltare da dei partigiani che hanno fatto saltare una stilata, quindi il ponte di fatto è stato per una parte distrutto. Dopo quella distruzione è stato ricostruito dagli alpini, i quali a livello di volontariato hanno messo insieme le risorse, le persone, i carpentieri, e l'hanno ricostruito. Da quel momento in poi ha preso il nome di Ponte degli Alpini. Ringraziamo l'assessore Campagnolo per aver risposto alle nostre domande e alle nostre curiosità. Grazie a voi. Le auguriamo buon lavoro, linea allo studio. Abbiamo intervistato Francesca Michelin. Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Francesca Michelin. Ciao Francesca. Ciao. Da che cosa è nata la tua passione per il canto? Ma sai che per il canto non lo so, forse da Freddie Mercury, sono un po' ambiziosa, dai Queen, sì. Che emozione hai provato quando hai capito di essere tra i finalisti del Festival di Sanremo? Ho provato un'emozione incredibile perché non me lo sarei proprio mai aspettato. Accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. Com'è cambiata la tua vita dopo che sei diventata famosa? Beh, insomma, non è che mi sento molto famosa in realtà, però non è che la vita cambia, diciamo che cresci come tutti, da 16 anni succede che ne hai 21 un giorno e nel frattempo ci sono tante cose che succedono, ti evolvi, cambi, maturi, conosci un sacco di persone, insomma, diciamo che è più o meno così. Dove trovi l'ispirazione per le tue canzoni? Ti dirò la verità, da Bassano del Grappa. E in particolare da Sant'Eusebio, che è il quartiere dove abito io, dove ci sono delle colline e dei boschi bellissimi. Grado di separazione, cavo nello spazio al cuore caldamente. Fai qualche rito scaramantico prima di salire sul palco ad esibirti? Mi scaldo la voce in un modo che fa un po' ridere, che è questo. E basta. Cosa vedi nel tuo futuro?
Non lo so, intanto dobbiamo arrivare in Svezia, sani e salvi, perché sarà dura, là oggi sono solo 3 gradi, qua si sta un po' meglio. E dopo che arriveremo in Svezia cercheremo di fare il meglio possibile e dopo si vedrà insomma cosa succede. Grazie Francesca per la gentile collaborazione. In bocca al lupo per tutto e linea allo studio. Non c'è più nessuna divisione fra di noi. Andiamo a conoscere uno sport particolare, il baseball. Ciao ragazzi, ci troviamo qui a Fellette per parlare un po' di baseball. Ciao Aldo, ci spieghi le regole fondamentali del baseball? Ciao, allora il baseball è uno sport che sembra complesso ma è molto semplice. Uno lancia la palla, l'altro batte la palla e dopo scaturiscono delle azioni di gioco nelle quali andiamo a fare una serie di eliminati. Lo scopo del gioco reale è che quando sono in attacco devo battere il più forte possibile la palla per cercare di fare il giro delle basi. I difensori devono evitare che questi conquistino tante basi eliminando i battitori. Da che età si può iniziare a giocare? Realmente allora, se dobbiamo fare agonismo si inizia dai 9 anni in su. Nel baseball per fortuna chiamiamo anche il mini baseball in cui iniziamo già a 6 anni. Dove svolgete le partite ufficiali? Allora, come Romano Baseball, qui al campo di Fellette, in cui facciamo il campionato che è veneto, per quello che ci riguarda, anche se abbiamo qualche squadra come il Brescia che si è unita ai campionati nostri. Ci sono molti iscritti? Allora, attualmente noi siamo intorno a una 50ina di iscritti tra i ragazzi del mini baseball fino alla categoria superiore che non gioca a Fellette ma perché è associata con la squadra di Serie B del Vicenza. È uno sport molto costoso o accessibile a tutti? È uno sport accessibile a tutti perché i costi sono parte della società. Noi per i ragazzi molto più giovani diamo anche il guantone per iniziare a giocare. Le mazze, tutta l'attrezzatura è sempre data dalla società stessa. Le squadre sono miste? Allora, le squadre sono miste fino a una certa età, dopodiché viene diviso in 2 categorie. I ragazzi giocano a baseball e le ragazze invece giocano a softball. Dove ci si iscrive? Per iscriverci basta passare qui nel campo a Fellette in qualsiasi momento, tanto il campo è sempre occupato dalle varie categorie, trovate un allenatore, ne parlate con lui e vi dà tutta la documentazione. Grazie di tutto Aldo e buon allenamento. Linea allo studio. Linea ai nostri inviati che sono stati all'Ostello della Gioventù di Bassano. Ciao ragazzi, oggi vi porteremo a visitare l'Ostello di Bassano del Grappa. Ciao Maria, che cos'è e come funziona l'ostello? Allora, l'ostello è una struttura che accoglie persone in una forma un po' più conviviale, più semplice di un albergo, di una posada, e accogliamo persone per brevi periodi invece oppure per lunghe permanenze, dipendendo le esigenze e le tipologie delle persone che passano. Che tipi di persone ospitate? Bene, i nostri ospiti sono di varie provenienze, sia italiani che vengono alle volte per lavoro e sia stranieri un po' da tutto il mondo. Abbiamo pellegrini che passano, fanno percorsi a piedi, abbiamo molti ciclisti, molti sportivi che vengono dalla Germania, dall'Olanda, dalla Spagna, abbiamo anche molti brasiliani, per cui il passaggio è molto vario e vivace. Per quanto tempo ci si può fermare? Normalmente sono alcuni giorni, poi dipendendo dalle esigenze, perché qualcuno viene anche per lavoro, si può fermare anche per 1 mese, 2, e questo sempre viene valutato di volta in volta. Organizzate qualcosa per i vostri ospiti? Normalmente l'ostello dà la possibilità in forma gratuita di accogliere dei corsi, di fare dei piccoli spettacolini, del teatro, corsi di formazione, e alle volte gli ospiti stessi fanno delle cene a tema per poter creare un po' di familiarità anche tra di loro.
Da dove venite? Veniamo da Peschiera Borromeo in provincia di Milano. Perché avete scelto Bassano? Abbiamo scelto Bassano per ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale. Che cosa siete andati a visitare? Allora, il primo giorno siamo andati a visitare il centro di Bassano e il Ponte degli Alpini. Invece oggi siamo andati per visitare le trincee di Cimagrappa, il monte di Cimagrappa, e l'ossario e il Col Campeggia. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità, vi auguriamo un buon soggiorno. Da qui è tutto, lì nello studio. Questo libro racconta della crescita di 4 sorelle adolescenti nell'Ottocento americano, un tempo lontanissimo dal nostro. Eppure le sorelle March parlano il nostro stesso linguaggio e vivono le nostre stesse emozioni. Le protagoniste sono le sorelle March. Jo vuole diventare scrittrice. Beth vuole suonare il pianoforte perché è molto brava e le piace la musica. Amy è una bravissima pittrice e Meg vuole sposarsi presto perché vuole crescere una famiglia. Il mio personaggio preferito è Amy perché rispecchia la mia personalità e la creatività. Consiglio questo libro alle ragazze perché fa capire come delle piccole donne vivono senza il padre anche nelle festività. Ciao Chiara, di che animale parliamo oggi? Oggi parliamo della cavia peruviana, è un animale originario del Perù e comunque dell'America Latina, è un roditore, vive in colonie, in natura si formano delle colonie e nascono tanti piccoli perché la femmina da 2 a 4 a 5 piccoli e questi ovviamente sono cuccioli e sono nati qui da noi il giorno di Pasqua. E le dimensioni dell'adulto ovviamente sono più grandi, così hanno pochi giorni. Come costo non sono animali costosi, però hanno sempre bisogno di molte cure. Una prerogativa di questi roditori è che hanno estremo bisogno di vitamina C, perché loro devono mangiare tantissima verdura, tantissima fibra che contenga tantissima vitamina C, perché altrimenti vanno incontro alla decalcificazione delle ossa e possono anche morire. E ovviamente non vanno mai dati cereali, pane, a volte magari so che è facile cadere in tentazione, ma sono animali che soffrono terribilmente perché poi perdono i denti, vanno incontro ad obesità e sicuramente la qualità di vita non è al massimo. Di che cosa si nutrono? Prevalentemente di verdura, fieno, poca frutta e amano tutte le carote, il finocchio, le biete, il radicchio. E devono sempre avere tanta acqua a disposizione anche se hanno la verdura, perché comunque mangiano molto fieno e quindi il prodotto secco necessita poi di bere tanta acqua. E un'altra cosa una curiosità da sapere è che loro quando nascono già tutti formati con il pelo, gli occhi aperti, i denti e sono già pronti a scappare, perché purtroppo in natura loro sono all'ultimo della catena alimentare, cioè sono predati da tutti, quindi quando nascono devono essere pronti a scappare insieme alla mamma e quindi a non essere predati e mangiati. E sono animali molto docili, e non sono mai aggressivi. E si possono lasciare tranquillamente anche liberi in casa, ovviamente sporcano perché tutti gli animali sporcano, bisogna pulirli. Quando non si è presenti consiglio sempre di lasciarli in una gabbia abbastanza grande, almeno un 80 cm di grandezza per 40, perché comunque hanno bisogno di muoversi e devono avere lo spazio dove mangiano e lo spazio dove poi magari dormono. E comunque essendo molto docili si possono lasciare tranquillamente anche liberi. Poi se si ha un giardino e si ha più di un esemplare, a volte non si deve più neanche tagliare l'erba perché loro la mangiano tutta. Grazie per tutto Chiara e alla prossima. Grazie a voi.
E anche per oggi è tutto. Se avete curiosità o idee da proporci, scriveteci all'email o al numero che vedete in sovraimpressione. Ci vediamo non domenica 15, ma domenica 22, sempre alle 14:30 su Rete Veneta. Ciao!